Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa e una prova per 4 anni. Vincitori da 3 a 15.000 euro nella carriera. Sono in 7 dietro le ali della macchina. 1 Carabiniere Pelle, 2 Chames dei Greppi, 3 Carisma, 4 Chagall and Glory, 5 Contigo, 6 Cupido GSO. In seconda fila 7 Catullo Jet. Autostart che prende velocità e li lascia con veloce Chagall and Glory che va a condurre nei confronti di Carabiniere Pell, mentre galoppa Carisma. Scende alla corda in terza posizione invece Contigo, che lascia allo scoperto Chames dei Greppi, poi Cupido GSO e Catullo Jet. I primi 200 della testa se ne vanno in 15 e 8 con Chagall and Glory che lascia sfilare Chames dei Greppi a condurre, ed è il nuovo battistrada della corsa, l'allievo di VP dell'Annunziata. Il 400 se ne vanno in 31 con in vantaggio Chames dei Greppi, Chagall and Glory in seconda posizione, poi Carabiniere Pell, quindi ancora Contigo, mentre inizia la sua risalita Catullo Jet, che dopo 600 metri inizia a risalire la china per portarsi all'aso di Chames dei Greppi. Davanti alle tribune Chames dei Greppi in vantaggio, Chagall and Glory in seconda posizione, Catullo che la copre interamente all'esterno trascinandosi Contigo, poi lungo la corda Carabiniere Pell, alla retroguardia c'è Cupido GSO. 30 e mezzo questi 400 metri, 1,1,6 per i primi 800 il chilometro, che se ne va sul piede dell'1,16,7 con una frazione in 15,1. Accelera ora battistrada Chames dei Greppi, Catullo Jet che prova a impegnarsi al largo, viene via in mezzo alla pista Cupido GSO quando siamo a 400 dalla conclusione, 14,3 la dritta di là in accelerazione, 29,3 questi 400 metri, insiste Catullo Jet, lato di Chames dei Greppi, prova a coprirlo interamente ad entrare in retta d'arrivo, la frazione conclusiva della curva in 14,4 la retta con Chames dei Greppi in vantaggio, Catullo Jet che passa facile al suo esterno, in mezzo alla pista c'è Carabiniere Pell, Catullo Jet che vince al minimo dei giri nei confronti di Chames dei Greppi, poi Carabiniere Pell e Chagall and Glory. 1,59,2, 1,14,4 il ragguaglio cronometrico, il successo di Catullo Jet, Enrico Bellei per il training di Paolo Romanelli, i colori degli allevamenti Toniatti, il successo del figlio di Marajà e perché no Jet che controlla tutta strada il percorso esterno, viene a vincere con una chiara lunghezza sul traguardo nei confronti di Chames dei Greppi e di Carabiniere Pell.